Bentornati su Spiscember Channel, tra poco il nostro telegiornale, parleremo della Kyenge che è venuta a Padova per cercare il sindaco Massimo Bitonci, parleremo di un falso attentato bomba ad una scuola e infine parleremo del Padova che continua a vincere con l'8ª meraviglia. Questo e molto altro tra poco al telegiornale. Bentornati su Spiscember Channel. Martedì con una chiamata al Carabinieri è stata segnalata una bomba all'istituto Camerini Rossi. Sul posto gli agenti della questura che però hanno verificato che si trattava solo di uno scherzo fatto da alcuni studenti utilizzando il telefono di un loro compagno che ad insaputa l'aveva lasciato lì. Il nuovo capo della polizia locale di Padova è Antonio Paolucci, che prima di questo incarico era il capo dei vigili anche di Cittadella. Un nuovo arrivo che fa sperare ancora meglio i cittadini dopo i progressi fatti dalla polizia locale in questi ultimi mesi. Dopo lo smantellamento di una rete di bevi spacciatori a Limena, l'appello di Zaia è quello di segnalare anche nuovi casi. I carabinieri avevano smantellato con l'aiuto della sezione provinciale di Padova questa rete che forniva droga ai giovani ragazzini all'uscita delle strutture del GREST e scuole. Nasce anche a Padova il progetto OSI in carcere per i detenuti in stato di semilibertà che potranno ora usufruire di una biblioteca, un centro di riscrittura per il curriculum e altre cose che saranno molto interessanti, tutto gestito dal carcere Due Palazzi, che non è nuovo a questo tipo di iniziative. Padova nella classifica di Legambiente scende dal 38° posto al 54°. Sembra che sia peggiorata la qualità della vita, dell'ambiente a Padova dopo l'anno passato e Padova cade penultima anche in Veneto. Continuiamo a parlare dell'ordinanza anti-Ebola perché ieri l'ex ministro Kyenge e un inviato di Matrix si sono presentati in comune cercando il sindaco Massimo Bitonci, che però era fuori sede e quindi non hanno parlato con nessuno. Torna il 21 novembre il Black Friday che l'anno scorso aveva portato tanta gente in centro, anche quest'anno dalle 20 alle 23, 3 ore appunto di svago nei negozi con 80% di sconto nei negozi partecipanti. Ora passiamo alla pagina sportiva perché il Padova continua a vincere, 8 le vittorie su questo campionato, vince 1-0 contro l'Arzignano Valchiampo a Vicenza e continua la sua scalata alla vetta. Ricordiamo però che il Padova è primo e che può tentare di passare la categoria. Bene, con questo io ho concluso, anche questo studio ha concluso, questa era la sua ultima edizione, alla prossima volta nuovo studio, come ormai sapete lo cambiamo ogni tanto, e quindi arrivederci alla prossima edizione di Spiscember Channel News, sempre qui, sempre giovedì sera alle 19:30. Grazie per averci seguito.